Marilena Cecchetto, portavoce della famiglia Bresciani, del marito Francesco Bresciani, che ha questa troticultura, la troticultura Santa Cristina, da oltre mezzo secolo. Siamo nel cuore del Parco del Sile. Marilena, ci vuole raccontare in che cosa consiste questa troticultura e quanto si estende? Buongiorno, sì, la troticoltura ha un'estensione di 20 ettari, 10 ettari sono di specchio d'acqua e 10 ettari sono di percorsi, di tare e di argini. Questa azienda è nata, è sorta qui nei primi anni 60, quindi è da oltre 50 anni che esiste. All'inizio era una troticoltura, solo trote, perché la trota era tanto richiesta e consumata in tutti i mercati che erano della Lombardia, del Piemonte, del nord Italia. Poi invece abbiamo visto, andando un po' calando il consumo e la richiesta della trota, poiché sono arrivati sul nostro mercato tantissimi pesci sulla stessa fascia di prezzo dal mondo, abbiamo pensato di, anziché fare le trote che non andavano vendute, di fare lo storione. Questo è cominciato nel 97. Lo storione da carne ma poi da caviale, perché crescendo lo storione sappiamo che è pregiato perché è il caviale che produce. Marilena, lo storione ha una vicenda particolare, è stato ripopolato nelle acque dei nostri fiumi grazie anche alla vostra azione, alla vostra attività. Avete fatto un'opera di ripopolamento in tutte le province venete. Sì, c'è stato il progetto Storione finanziato dalla Comunità Europea, sostenuto e poi messo in pratica da tutte le province del Veneto. Avevamo bisogno di un posto, di un'area dove mettere in pratica questo progetto, dove tenere gli esemplari poi da riprodurre, e noi avevamo questo spazio enorme, anche naturale, diciamo, con fondali ghiaiosi ed acqua corrente, che ben si prestava al progetto. Il progetto era di ottenere dei piccoli da questi esemplari autoctoni che sono lo storione Naccari, che è lo storione tutelato dell'Alto Adriatico, ed poter rimetterli, farli nascere, dare un minimo crescimento per evitare che fossero predati una volta messi in libertà, e poi appunto ripopolato questi fiumi. Marilena, per produrre il caviale c'è un lungo però percorso, cioè non è semplice. Mi racconta come lo storione poi arriva nelle nostre tavole sotto forma di caviale? Il caviale allora è un percorso molto lungo, è impegnativo anche da parte di noi allevatori, perché non è come la trota che in un anno fai il ciclo, poi la vendi e si termina e le ricominci. Lo storione, ci sono razze che a 5 anni possono fare il caviale, sono le razze siberiane, quelle un po' più piccole d'Italia. Poi invece ci sono razze che hanno bisogno di 10 anni, 12, 14, ecco, e hanno comunque sempre bisogno di un ambiente naturale, costante, pulito, poiché il profumo, il gusto delle uova viene dalla qualità dell'ambiente dove l'animale vive. Allora parliamo di ambiente per chiudere. Siamo nel Parco del Sile. Com'è quest'acqua? L'acqua del parco, l'acqua del Sile all'interno anche del parco, noi abbiamo la fortuna di essere vicini alla sorgente, in prossimità della sorgente, siamo circa 2 chilometri in linea d'aria da dove il Sile sgorga qui in pianura, essendo appunto un fiume di risorgiva. L'acqua è molto buona ed è proprio un'acqua che si presta, sempre fresca, ad allevare sia i salmonidi che i pesci come lo storione, che stanno un po' sul fondo, e quindi non prendono, vivendo e crescendo in queste vasche per lungo tempo, gusti strani di alghe, di fondo, rimangono sempre della freschezza dell'acqua del Sile.